Qui c'è qualcuno che sta speculando in modo forte sul mondo dell'energia, sul mondo dell'energia. Speculazione, instabilità geopolitica o mancanza di investimenti, ad ognuno il suo grande nemico. Quel che è certo è che il costo del gas e delle materie prime sta mettendo in ginocchio anche le aziende di riferimento del territorio veneto. All'ultima bolletta ci dica che numeri ha visto. Noi nel complesso nel mese di luglio è 1.080.000 euro, circa. 1.080.000 euro? Sì. Da quello che erano le cifre precedenti, circa 200.000 euro. E anche oggi, guardato prima il metano, 3,15. Per cui ogni giorno aumenta di 15, 20, 25, 30. Una bolletta quintuplicata, primo tassello di un domino ormai senza fine. Perché non è aumentato solo la corrente elettrica, è aumentato tutti i costi dei chimici, tutti i costi di materie prime, che tutto segue, diciamo, a ruota segue i costi di trasporto, i noli delle navi, ce n'è una montagna di costi, diciamo. E le soluzioni alla mano ad oggi per evitare lo schianto di realtà macroeconomiche come queste non sembrano poter funzionare. I razionamenti ci stanno obbligando a farli, lo Stato, per la riduzione ben nota che hanno detto che ridurranno il consumo del 15%, ma a mio avviso l'hanno fatto contando sul fatto di farci fermare, farcelo ridurre tutto a noi aziende energivore, diciamo. Non produciamo noi, ma non produce nessuno, non è che siamo noi, magari noi fermiamo dall'1 al 3, un altro ferma dal 4 al 7, è tutta una rotazione, però viene a mancare un 10% di prodotto alla fine, col rischio che mandando a mancare il materiale si rischia che il prezzo vada anche più su. Nonostante l'aumento finale dei prezzi dei prodotti, tantissime aziende, per rimanere competitive sul mercato, autotassano il prodotto non incorporando il reale aumento dei costi. Tutti hanno compreso i nostri clienti più importanti, che siamo in mezzo a tutti quanti, noi, loro con i frigoriferi, con il condizionamento delle grandi strutture che hanno, ipermercati, supermercati, dobbiamo andare d'accordo e capire che noi prendiamo gli aumenti, dobbiamo riversarli al supermercato e il supermercato deve riversarlo sul cliente, per quanto abbiamo tutti riversato meno del 50% degli aumenti.